Agli imprenditori giustamente interessa realizzare con le proprie aziende un buon profitto, ma questo buon profitto può essere realizzato solo quando le persone sono motivate, quando stanno bene, quando ci sono gruppi coesi, ma se c'è del malessere le aziende non possono produrre quanto vorrebbero i loro proprietari. La legge obbliga il datore di lavoro a fare una valutazione del rischio stress e lavoro correlato nelle aziende private e negli enti pubblici una valutazione obbligatoria del benessere lavorativo. Questa è una grande occasione perché se fatta da psicologi esperti del settore si può riuscire non soltanto a fare un'analisi esaustiva, ma anche a proporre interventi che possano portare a migliorare il benessere, la salute dei lavoratori e questi avranno sicuramente una conseguenza positiva anche sui bilanci e sulla produttività aziendale.